Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interativi Live Splash del vostro maledetto veneziano. Bene, sono le 18, sono qui che aspetto gli amici, se vogliono fare domande, mi raccomando, nome e data di nascita. Mentre aspettiamo i nostri amici che si collegano, vi ricordo che abbiamo un gruppo su Facebook che si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, è gratuito, tutti possono venire, siamo già più di 1440 persone, 1440 amici. In più vi ricordo anche che nel sito del capitano.intervista.org, i link sono sotto qui in descrizione, potete scaricare degli ebook di radionica radiestesia con tante di istruzioni. Il Marietto ne ha fatti una ventina dal 2015, ne hanno scaricati già 150.000 e praticamente il Marietto veneziano ha regalato all'umanità quasi o più di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiostesici. Vi ricordo anche che domani sera ci saranno le Sibille interattive nel canale di Hildegarda, quindi se non vi siete iscritti nel mio canale e siete di passaggio iscrivetevi, ma iscrivetevi anche nel canale di Hildegarda, perché alle 21:30 avrete le Sibille interattive gratuite. In più nel sito del capitano vi ricordo che c'è una shop per comprare ad esempio questo ciondolo a 150 euro più è un ciondolo amuleto di protezione più 10 euro di spedizione. Che dire, se volete fare una domanda mi raccomando articolate, nel senso non è data e nome e poi come andrà il lavoro. Il lavoro magari in una determinata, non so, faccio la barista, faccio l'avvocato, faccio il dottore, insomma bisogna un pochettino dare l'idea di che cosa si vuole raggiungere. Mi raccomando. Più vi ricordo anche che abbiamo un gruppo Telegram, i link sono sempre qui sotto in descrizione, quindi se volete venire anche in Telegram siete benvenuti. Eventualmente chiedete anche Minas. Bene, mi raccomando, data e nome. Allora, la Jenny, vediamo un po', la prima domanda è di Jenny. Buonasera Marietto, per mia mamma, amato Anna, nata il 36-33, vincerà la causa contro il condominio perché è caduto e si è rotta la rotola? Bene, vediamo una bella domanda. Allora, c'è una signora che si chiama Anna, che è del 33, bellissima data, vecchia scuola, è caduta e ha una causa contro il condominio. Vediamo un po', Facciamola completa, allora, questa Sibilla per la signora Anna. Vediamo un po', Sibille, ditemi se la Anna alla fine vincerà la causa contro il condominio. Sibille, mi raccomando, ditemi la situazione con la signora Anna per il condominio. Allora, speranza e amore. Beh, le carte qui sembrano che la signora Anna sia molto speranzosa, sia molto, cioè abbia il vento in poppa. Il taglio sta a indicare che la situazione sembra molto propositiva, quindi c'è molta forza positiva in questa causa, ma da parte della signora Anna. Vediamo un po' il passato. Vedete? Vediamo un po' il presente e il futuro. Allora, nel passato vediamo la signora Anna che per questa causa qui ha avuto dei blocchi, ha avuto dei rimpianti, è partita bene, diciamo che quella causa è partita bene, poi c'è stato un po' di stabilità, però è successo qualcosa che le ha fatto perdere un po' di entusiasmo per la causa e vediamo anche che c'è proprio un blocco, c'era un blocco importante. Poi però c'è stato un cambiamento positivo per lei, perché questa linea è passata, no? Che magari era un po' giù di morale perché sembrava che perdesse questa stabilità per la causa. Nel futuro vediamo che c'è consonante sorpresa, c'è la morte e allegria.
Allora, lei si vede che sta lavorando molto per questa causa e la morte non ha un senso negativo perché è in mezzo a due carte positive, quindi acquisisce un cambiamento positivo. In questa causa ci sarà un cambiamento positivo e lei la vedo parlare con molte persone. Quindi nel presente sembra che la situazione stia andando nella direzione giusta, nella direzione in cui molto probabilmente ha le carte in tavola per poter vincere, per poter vincere la causa. Però nel futuro, da lontano, no? O per praticamente qualcosa di incauto, mettiamolo giù così, succederà che qualcuno, molto probabilmente qualcuno del condominio, vedi, di nascosto farà qualcosa e tua mamma praticamente verrà fermata, vedi, perché c'è questo, forse non so se l'amministratore, ma qualcuno che ha voce in causa nel condominio, no? In certo senso, forse tua mamma farà una leggerezza e si vede che questo tipo di nascosto cercherà di, tra virgolette, fermare questa vittoria di tua mamma. E poi vediamo anche qualcuno che comunicherà qualcosa e in un certo senso cercheranno di addolcire la situazione. Però vediamo il finale di questa situazione molto particolare, no? Vediamo vedovo, c'è qualche pentimento, c'è qualcosa che si poteva fare di più, però tua mamma è salda e vediamo la casa, e qui si parla della casa, del condominio, no? Quindi si vede che forse ha fatto qualche imprudenza nella causa, però la vediamo fiduciosa e vediamo la casa e l'artista. Beh, l'artista non è sempre un vittorioso, non è sempre una persona che porta a casa il risultato. Qui non ci dà un esito né negativo né positivo, però direi più positivo, via. Perché qui ci sarà qualche errore da mettere a posto in questa causa, ma tua mamma sarà vittoriosa, vedi che guarda nel passato e anche al futuro con una certa forza, perché l'amante è sempre una carta molto forte, e la casa, vedi, è consolazione, è una carta di forza. Quindi sembra quasi che tua mamma debba proprio vincerla, nel senso che alla fine, sebbene qua prossimamente sarà bloccato, vedi, sarà bloccato perché qualcuno di nascosto cercherà di dire cose che non sono vere e quindi tua mamma si abbatterà un pochino. Però dopo, tramite una persona, forse una persona giovane, no? O con l'aiuto anche di un'altra persona, perché leggerla così sembra che quasi, quasi abbia un aiuto di un'altra persona dopo che viene attaccata. E poi vediamo qua, no? Qualche pentimento, no? Che magari è stata troppo buona, e si vede che effettivamente lei è forte e sembra quasi che il risultato lo porta a casa. Quindi non ci sono carte eclatanti, non sarà facile proprio perché vediamo che nel futuro prossimo tua mamma sarà attaccata da gente che dirà bugie, bugie molto forti. Molto probabilmente è uno che gestisce il condomino, cioè magari un amministratore o qualcosa del genere, che praticamente cercherà di dire delle cose che non sono vere e quindi tua mamma resterà un pochettino abbattuta. Però ci sarà appunto l'aiuto di, come si dice, di una persona molto motivata e poi alla fine, come ripeto, tua mamma molto probabilmente avrà la meglio, però non sarà facile, non sarà facile. Sebbene stia lavorando molto bene adesso, sta lavorando molto bene, o il suo avvocato che ha preso per lei le difese, sta lavorando molto bene, fra un po' raccoglierà dei frutti e poi ci sarà questa situazione un po' che più. Bene, vediamo la nostra Rossella. Ciao Marietto, questo ragazzo Prisco, beh, lasciamo solo il nome, è separato. Sì, ma devi fare, Rossella, devi fare la domanda, cioè nel senso devi finirla. Ok, separato, e poi cosa vogliono sapere da questo Gaetano dell'89? Poi mi devi mettere anche la tua data, Rossella, così che riusciamo a fare la spesa giusta. Quindi mi devi mettere la tua data e poi alla fine sì, si è separato, però. Bene, se c'è qualcuno, mi raccomando, data di nascita e praticamente una domanda che mi sento. Ciao Tiziana, grazie di esserti unita alle live di Maretto Veneziano.
Rossella, ci sei ancora? Mi puoi spiegare meglio cosa vuoi sapere di questo? Allora andiamo con Nella. Ciao Marietto, volevo sapere se dopo questo messaggio che mi ha mandato Raffaele mi chiederà un incontro. Lui, Raffaele del 70 e io del 74, l'Anella. Vediamo l'Anella, vediamo un po'. Se Raffaele chiederà un incontro con l'Anella. Il taglio è estremamente positivo. Il taglio è estremamente positivo, no? E vediamo che tu, Nella, sei molto forte. Quindi io direi che sei sulla strada giusta. Il taglio fa capire che questo Raffaele non è solamente una persona, però, è un tipo che, beh, l'incontro lo vediamo, L'incontro c'è. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po', vediamo se Rossella devi scrivere bene la domanda, cioè nel senso devi scrivere che cosa vuoi sapere di questo Gaetano. Cioè, ok, è separato poi, quindi capisci che gli altri creano la domanda in modo che si riesca a capire. Bene, allora l'Anella vuole sapere se ci sarà questo incontro. Allora, nel passato, fra voi due c'è stata molta freddura. Vedi messaggi freddi, tu piangevi e c'erano cose nascoste che non erano vere, vedi? E però c'è stato un miglioramento, c'è stato qualcuno che ti ha aiutato, c'è stato qualcuno che ha cercato di mettere a posto cose. Quindi nel passato, con questo Raffaele c'erano dei messaggi ma molto chiusi, molto freddi, senza tanto entusiasmo. Però la tua domanda, nel futuro se ci sarà un incontro, caspita se ci sarà, vedi Nella, qui c'è l'incontro, ma sembra quasi che Raffaele lo conoscevi già. Però attenzione che lui è un po', non è un grande, non è un tipo che dà tanti sentimenti, è un tipo che gli piace più prendere, ha delle grandissime qualità, ha delle grandissime competenze, conoscenze. E poi io vedo che ci sarà anche qualcosa di più di un incontro, amore, la fortuna. Insomma, nel presente, molto in mente, dopo questo messaggio ci sarà effettivamente qualcosa di importante. Nel futuro però ci saranno dei cambiamenti o per un viaggio o per altro che ti porteranno a essere malinconica. Dopo questo incontro che ci sarà anche molto movimento sentimentale. E poi vedo che c'è qualche, tra virgolette, qualche lui si pentirà o tu ti potresti pentire e poi vedo che ci sarà qualche momento di nervosismo. Però lui potrebbe essere anche un'altra persona, questo gran signore che ti sta guardando. Questo tris di carte fa capire che ci sarà qualcosina da mettere a posto. Lui comunque si comporterà sempre bene e riceverete i messaggi. La conclusione com'è? La conclusione è che, vedi, gran consolazione, lui penserà molto bene, cioè l'incontro ci sarà, è garantito, perché l'abbiamo visto qui nel presente, però alla fine, vedi, ci sarà sicuramente lui che sarà molto motivato e perché sa che tu vali molto e molto probabilmente ci sarà anche l'aiuto di un'amica che cercherà di inserirsi e lui ti farà sicuramente come si dice, una corte molto importante. Però attenzione perché ci saranno anche dei problemi, delle problematiche da mettere a posto. Quindi l'incontro ci sarà molto fortunato, grandi sentimenti. Attenzione perché sembrerà che gli piace più prendere che dare a livello sentimentale. Poi dopo ci sarà un cambiamento brusco con situazioni veramente difficili, tensioni, lui che o tu se ha dei rimpianti, no? Nervosismo, poi qui entra in scena o un'altra figura o lui che cambierà attitudine nei tuoi confronti. Comunque diciamo sì, l'incontro io vedo che sarà un incontro molto, secondo me, passionale, molto fisico, diciamo, nel senso positivo chiaramente. Bene, andiamo alla prossima domanda. Elena. Allora, allora vediamo se sta Rossella ha scritto bene. Allora, Chiamaretto, questo ragazzo si è separato. Allora, cerco di capire cosa vuole Rossella perché
forse è le prime volte che contatta e... Gaetano, come gli va il matrimonio e il lavoro, la moglie, di solo il nome? Ah, tu vuoi sapere di questo Gaetano se si è separato? Senti, Rossella, devi darmi almeno anche la data di nascita della moglie, se no, capisci, non funziona così. Mm? Torna Rossella quando sai la data di nascita della moglie, perché diventa molto difficile, diventa una buffonata. Allora, andiamo con la Elena. Mm? Buonasera, Antonio del 74. Si farà risentire per un chiarimento. Io del 74. Ah, sì, sì. Allora, vediamo un po' se Antonio si farà risentire con la nostra Elena. Bene, vediamo se si farà risentire, anzi, rischio ancora per essere più sicuro. Voilà, vediamo un po'. Allora, fedeltà e leggerezza. Beh, le carte sono estremamente, Elena, positive. Le carte in questo caso qua sono estremamente positive. Vedo amore, forse con qualche sbavatura di leggerezza. E ti vedo piangere, però sì, risentire. Vediamo un po'. Allora, ti dico un po' com'è la situazione adesso. Nel passato, ok, ci sono stati cambiamenti, c'è stato anche molto, o per un viaggio, c'è stato molto sentimento fisico. Insomma, ci sono stati dei belli momenti con quest'uomo, Elena. C'è stato, fammi vedere meglio, che così mi sincronizzo meglio con questo Antonio, tu Elena, sì. Nel presente ti ho visto piangere, ti vedo piangere proprio perché hai ricevuto un messaggio da lui e che era un po' freddino, era un pochettino nervosetto, la situazione si è raffreddata e quindi tu hai pianto molto, però l'incontro io il ritorno lo vedo, non dipende da te ma da lui, tu sei fiduciosa. Adesso io non so se Antonio è sposato, però qui c'è, o tu sei sposato, però qui c'è una donna maritata. E quindi non so se questo è da interpretare in due o tre modi, visto che non conosco niente, no? Potrebbe essere che lui è sposato, che tu sei sposata, che ha dei figli, che tu hai dei figli. Comunque, questo indicare una certa stabilità. Poi nel futuro vediamo che o un intervento di una terza persona o che riceverà dei messaggi positivi nei tuoi confronti, qualcuno che ti aiuterà, e lui incomincerà a pensare che tu sia una donna veramente di valore. Qui lui ha una scelta, sta pensando a te, vedi, in un modo molto potente. E attenzione, perché questa è la più bella carta dell'unione. Qui c'è un incontro, quindi l'incontro ci sarà, Elena, e qui sicuramente, fammi vedere Elena che ha scritto ancora qualcosa. Allora, ok, ok. Beh, allora potrebbe anche essere, adesso vedere, hai detto più cose, allora lui è separato, allora qui potrebbe essere anche sì, qui è articolata questa risposta, perché effettivamente se lui è separato e ha figli, qui potrebbe essere anche la moglie che lui sta anelando, no? Però, visto che noi stiamo parlando di te e lui, l'incontro ci sarà e tu lo aspetterai. Forse qui in questo caso qua, allora se lui ha già una moglie, o nel senso che è separato, molto probabilmente potrebbe entrare in campo anche lei. Però nei tuoi confronti, visto che la stesa è per te, lui pensa molto bene di te. E vedi qua c'è una carta molto importante, quella dell'Imineo, quello del, in un certo senso, essere insieme, vedi? Stare insieme, cioè quasi un contratto di matrimonio. L'Imeneo è un contratto positivo, perché vede che sei una donna che vali molto. E allora nascerà veramente qualcosa di buono fra voi due, anche un bel dialogo. Però devi stare attenta, no? Perché queste sono delle fiammate, perché vedi il finale, no? Cioè alla fine cosa succederà? Sarete attaccati, esatto, tu hai detto forse c'è un altro, in effetti c'è, vedi morte, mh? Nemico, questo vi colpirà e vedi che tu sei malinconica e poi c'è un piccolo acuto di amore, forse tu pensi, sei lì che stai pensando a lui in modo
perché vi ha colpito qualcuno a morte, nel senso non fisicamente, ma c'è stato un cambio repentino di questa crescita che fra poco tu con lui avrai sicuramente un incontro di nuovo e una rinascita perché lui capisce che vale molto e ritornerete ad avere un bel dialogo. Però al finale, no? Capisci anche tu che c'è un attacco di una persona, vedi, la nemica, morte, e poi malinconia, tu sarai molto malinconica e potrebbe ancora nascere qualcosina, stai pensando in questo momento all'amore perduto. Quindi l'incontro ci sarà ancora sicuramente qualcosa di positivo, però io vedo sempre anche l'intervento di una terza persona sposata, che non si capisce bene perché chiaramente con le sibille interattive è difficile leggere bene i segnali. Bene, andiamo avanti. Sandy, ciao Sandra, 69, vedi novità in amore. Allora Sandy, faccio solamente una stesa veloce di 7 per vedere se c'è novità in amore. Un po', nostro Sandy, se vediamo. Vediamo un po' se la Sandy ci sono novità in amore. Un po' di blocco, c'è un po' di blocco in amore, vediamo però Sandy che tu sei una donna valorosa, una donna che vale molto vincente, però un piccolo blocco in amore sembra importante che ci sia. Beh, amore, fortuna, nemico. Guarda, Sandy, la situazione è così. Tu sei una donna fortunata e forte, abbiamo visto. Ci sarà qualcuno che aveva tentato di colpirti, prove di fedeltà. Fino a qui le carte sono estremamente positive, quindi avrai un po' di fortuna in amore e forse molto probabilmente qualcosina di buono arriva, però attenzione perché poi vedi qua ammalato e ladro sta a indicare che ci sarà un decadimento, una caduta perché qualcuno di nascosto molto probabilmente ti vorrà rubare qualcosa. E poi il bambino. Allora, parliamoci chiaro, queste sono 4 carte estremamente positive perché il nemico in mezzo a 2 carte acquisisce il fatto che ci sbarazzerai di qualche nemico o nemica. E questa è la carta più fortunata su 52 carte, Sibille, e questa insomma non scherzo anche questo a livello sentimentale. Quindi io vedo nascere la stesa con amore e finire con una bellissima carta bambino, cioè una nascita di qualcosa di buono, no? E nel mezzo c'è un piccolo travaglio in cui sicuramente qualcuno ti vorrà rubare qualcosa a livello sentimentale. Però qui le carte parlano chiaro che sei vincente. La chiusura è vincente, quindi sicuramente in amore la fortuna è dalla tua parte. Sandy, stai tranquilla, ci vuole un pochettino perché qualche nemico c'è. Bene, la Sally. Buonasera, bravi, cancellati dopo che ho risposto. Vorrei sapere se il mio amico Gabriele del 91 tornerà a farsi vivo, io Federica del 90. Va bene, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' la nostra Sally, scusate, che si chiama Federica del 90, se si farà rivedere con il nostro Gabriele, nelle nostre amicizie. Vediamo un po'. Allora, ci sono persone che hanno parlato e hanno detto tante cose che non erano vere. Sapete, no? Che quando non si sa più cosa inventare di nuovo, si inventa qualcosa di vecchio, no? E fra voi due c'è stato qualcuno, un gruppo di persone che all'inizio sembravano simpatici e si sono inserite. Ma vediamo un po' tutta la stesa. Unione a casa. Qui la faccio completa perché... Allora, guardiamo un po'. Nel passato, molto probabilmente lo conoscevi già questo signore, questo uomo, Sally, Federico lo conoscevi già, Gabriele, perché vedo che c'era una riunione. Poi c'è stato sicuramente qualcosa di interessante, fisico, no? E poi vedo che lui era molto pensieroso, per qualcosa di leggero avete anche litigato. E allora forse è una sciocchezza, però effettivamente o uno di voi due ha preso la situazione con troppa leggerezza, oppure c'è stato qualcosa che l'ha urtato, perché io qui lo vedo pensieroso. Però c'era anche di mezzo una casa, non si capisce bene se è una casa fisica
o una casa intima, cioè c'era dell'intimità, però non si capisce bene se dovevate andare a abitare insieme o se era perché avevate dell'intimità in casa. Però lui era molto preoccupato e forse per una leggerezza avete incominciato a litigare. Poi entra in scena una donna giovane, molto probabilmente lui guardava anche una persona, un'altra, e tu sei, in questo momento siamo nella linea presente, e tu vedi, sei molto fiduciosa, hai dei bei ricordi di lui, però vedi, ci siamo sempre, questo tipo qui pensa, e questo qui anche qua, lui in un certo momento gli piace più prendere che dare a livello sentimentale, e dice anche alcune volte delle favole. Quindi nel presente io non vedo che si farà sentire, però diciamo che lui sta valutando, però stai attento a quelle cose che ti dirà. Poi nel futuro vedo che ti scriverà e tu sarai speranzosa, però stai attenta perché vedi la nemica, qui vi colpirà, c'è un'altra e lo vediamo anche qua. Questa è una carta che sta a indicare che ci sono dei flirt. Questa persona ha dei flirt, però devi capire anche che lui è una persona che quando dice le cose non le dice sempre vere. Quindi ha sicuramente un'altra donna che vi colpirà e poi vedi, omaggio prezioso di disgrazia, sembra quasi che si debba bloccare tutto per via di un flirt di altre persone che girano intorno. Il finale com'è? Vedi, la conclusione è che lui a un certo punto diventerà anche più elegante nei tuoi confronti e sicuramente o per un viaggio o per un cambiamento suo incomincerete ad avere un dialogo, però non va oltre qualcosa di importante e tu vedi sei molto malinconica. Quindi qui la situazione sembra migliorare, no? Dopo questa rottura, perché tu ti renderai conto che sei molto speranzoso per un messaggio, però ricordati che lui dice bugie e ci sarà una donna, vedi, che qui c'è un'altra persona che nella vostra vita e creerà proprio un problema. Qua non è più un omaggio prezioso pieno, ma un mezzo vuoto e chiaramente ci sarà un blocco totale. E di conseguenza sembra che lui voglia rimettere insieme la situazione, vedi? Viaggio, allegrezza, sembra quasi che vogliate, insomma, essere contenti, però tu questo non ti basta, tu vuoi di più e vedi questa carta qua sta a indicare che tu sarai molto malinconico. Quindi stai attenta perché questo qui racconta un pochettino di favole, un pochettino di cose che non sono vere, come Pinocchio e al naso lunghino. Bene, andiamo avanti. Vediamo un po'. C'è il nostro Rosaria del 63, Marcus 67. Cosa può accadere? Grazie. Allora, vediamo la nostra RAS. Allora, vediamo. Parlo per la Nadia sotto. Nadia, mi devi dire se sei sposata, se sei single, insomma, mi devi dare delle indicazioni perché sull'amore posso dirti tante cose, però se ho degli appigli in cui, non so, Nadia, se sei sposata, no? Oppure hai un convivente, perché sono vedovo, ok, bene, è chiara la cosa, E non hai nessuno adesso, nessuna conoscenza, perché appunto ho fatto bene a dirlo che è vedova, perché alcune volte esce la sibilla del vedovo, uno non pensa sempre che uno è vedovo, pensa anche magari a dei rimpianti, perché vuol dire due o tre cose. Bene, vediamo la nostra rosa. La Ros chiede cosa può accadere fra Marco e lei, che è tra Rosaria e Marco. Lei del 63 e lui del 67. Vediamo un po'. Allora, la matrice il sacerdote. Sembra che tu sia molto fiduciosa, ma lui è un pochettino freddo. Sembra quasi che ci sia una freddura e tu non l'hai ancora ben visualizzato. Vediamo un po'. Scusate, che stavo guardando un'altra cosa. Tac, 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 tac.
Allora, nel passato, questa linea del passato, non so se si vede, scusate, nel passato vediamo che la situazione è stata anche fortunata dei messaggi, lui era ben disposto e poi c'è stato un blocco, sebbene c'era del sentimento. Nel presente ci sono dei blocchi molto importanti e forse non so se questi blocchi li ha fatti nascere, se lui, vedi, perché qua c'è la donna maritata, non si capisce se lui è sposato con te o se è una moglie, cioè è entrata in scena una donna, no, con dei figli, quindi può, capisci, però Rosaria, potrebbe essere o che è tuo marito e che ci sono dei figli, oppure che lui cerca la stabilità. Insomma, la situazione è che questo blocco, no, è nato per via di una nonna molto probabilmente sposata. E voi avete dialogato, ma attenzione, perché c'è un problema. Che qui nel futuro, vedi, ti vedo piangere perché lui è del flirt. È un tipo, questo signore qua, che gli piace a livello sentimentale, ha delle conoscenze, ha sicuramente delle capacità, però gli piace più prendere che dare a livello sentimentale. E te ti vedo molto triste, anche perché sembra, no, che per una persona più grande voglia rubarti, non so se è sua madre o una sua amicizia, voglia rubarti questa amicizia con lui. Vedi, qua c'è la linea nel futuro, ti accorgerai che lui ha un'altra compagna o ha dei flirt con altre persone. Non so se questa donna qua, non so perché potrebbe essere anche una donna sposata. Quindi la situazione sembra andare di male in peggio, no? Adesso è una situazione bloccata per via di questa donna o nel futuro prossimo, poi tu ti renderai conto che lui ha dei flirt, ti dirà delle cose che non sono vere perché non è nella sua indole dirle le cose vere in questo momento e tu starai molto male, anche perché poi interverrà una donna di una certa età saggia che sembra che ti voglia rubare. Ma vediamo il finale. Il finale è un po' ambiguo perché vedi, sembra che rinasca fra di voi una scintilla d'amore molto importante e che quelle cose che andavano male vengono in un certo senso messe da parte perché la casa è sempre una carta di bontà, di unione sentimentale. E qui in questo caso qua sembra che il nemico se ne va di via, che non sta più lavorando contro di voi perché è fra due belle carte, l'amore e la casa. Però dopo, non so, sembra quasi o c'è un problema legale in casa, no? Oppure sembra quasi che la cosa si raffreddi ancora. Quindi fra un po' tu capirai o sarai pienamente consapevole che lui ha dei flirt. Preparati perché ti vedo piangere. Ti vedo un po' piangere, caspita, nel futuro, eh? Magari, eh? Bene, andiamo avanti. Ah, ma lascialo stare, Rosario, perché, ti spiego, dice tante favole, visto, no? Ha già altre, esatto, ha già altre donne. Vediamo un po' adesso se la Rosella ha fatto la domanda giusta. Allora, sto Benedetto Gaetano, come andrà la causa che ha avuto problemi con la legge? Facciamo 7 carte, Rossella. Vediamo un po' sto signore qua, sto cristiano, come andrà la causa. 7 carte perché è una cosa semplice. Prigione, insomma, se hai avuto un problema con la legge, qui c'è già la prigione e qui c'è un omaggio prezioso, sembra quasi che abbia una situazione difficile, proprio perché la prigione è un blocco, no? Adesso non prendiamolo letteralmente che andrà in prigione, però insomma, se lui ha già un problema con la legge e esce in prigione, bisogna capire che la situazione non è facile, e vediamo che l'omaggio prezioso può essere sicuramente una carta positiva, però per una persona che ha una causa e la prigione sta a indicare che la situazione non è facile. Ma vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, vediamo un po' sta causa.
molto probabilmente, guarda, la situazione era difficile per questa causa, però sta per nascere tramite dei messaggi qualcosa di positivo. E vedo che lui brinda, ma perché molto probabilmente, secondo me, la causa è facile che riesca a portare a casa il risultato. La situazione non è facile, però lui, tramite un messaggio, tramite varie lettere, riesce a fare un buon contratto vantaggioso per lui e sicuramente l'aiuterà anche molto probabilmente una donna dicendo magari cose che non sono vere. Però sembra quasi che lui porti a casa il Gaetano, porti a casa il risultato. Sicuramente il taglio era pesante, però Gaetano sembra proprio che ce la farà. Bene, adesso vediamo la nostra Nadia. Allora, ho chiuso una convenienza natale e vorrei sapere se incontrerò l'amore. Bene, la facciamo intera, poi chiudo qui. Finisco con la Nadia. Ho chiuso la convivenza natale e non vorrei sapere se incontrerò l'amore. Poi Nadia cancella tutto, data di nascita, tutti i tuoi dati personali che hai scritto. Ok? Bene. Allora, vediamo come andrà la Nadia. Allora, matrimonio vantaggioso, sperando. Beh, Nadia, sei una donna forte, il taglio sta a indicare che sei fiduciosa e sei una donna che ha delle grandi qualità, sia in un certo senso intellettuale che finanziario. Stanza, vediamo un po'. Beh, qui naturalmente avete chiuso perché questo signore guardava una donna giovane, una cosa del genere, perché allora, guardiamo un po' il tuo passato. Il passato, tu sei una donna molto forte, Nadia, sei una donna valorosa, no? Con grandi qualità, però quest'uomo qui con cui è chiuso, vedi, si vede qua benissimo, è perché o causa di una figlia o causa di una donna giovane, però la cosa non è andata giù bene, grande nervosismo. Qui si vede proprio che la situazione, questo tipo qui o è un libero professionista, era però un tipo che non gli piaceva dare tanti sentimenti, era un tipo che gli piaceva prendere. Poi nel presente sei malinconica, forse nella linea del presente c'è qualcuno già che ti corteggia, no? E magari stai già parlando o parlerai molto, sarai molto contenta di parlare con questo tizio qua. Nel futuro, Nadia, potresti fare un viaggio o avere un cambiamento per problemi con qualcuno, ma tu sei sempre fiduciosa e io vedo un incontro nel futuro prossimo, ma di una persona che conosci già e starai bene, però penso che sia un incontro coperto, non all'acqua di rose, nel senso aperto, una cosa nascosta, perché vedi c'è un militare che è strategico, però è già una persona che conosci molto probabilmente e che hai avuto già tempo fa qualcosa di importante e starete bene, però nascosto. In amore, vediamo un po', il finale, vedi Nadia, l'amore c'è, no, carnale, lui però sarà molto pensieroso, con te sarà molto positivo, no? Quest'uomo qua ti vorrà bene anche se cercherà di pensare a qualcosa di positivo, però vedo che alla fine tu sei lì che lo vedi, invece sospiri, c'è qualcosa che quest'uomo qui, anche se si comporterà bene, perché è questo, dovrebbe essere questo, perché vedi, Gran Signore è il massimo, e non è sicuramente questo, quello che appena se n'è andato, quello non valeva proprio una cicca, te lo dico io. Scusa, scherzo, no? Però questo qui, il nuovo, che già lo è conosciuto, vedi, ci sarà il sentimento molto forte, no? Sessualmente, e vedo che lui è pensieroso positivamente nei tuoi confronti e ti vorrà bene, però tu c'è qualcosa che lo vedi andare via, sembra quasi che forse perché è una relazione clandestina, è qualcosa di coperto che non si può vedere e quindi tu rimani male. Sembra un po' una situazione così. Bene, dai, mi raccomando, cancella tutte le domande, tutte le domande che ho fatto sopra. Bene, cari amici, io vi aspetto domani verso le 6 anche su Facebook, dipende come i consulti che ho e le attività che ho. Bene,
Grazie di aver seguito e se volete iscrivetevi ai gruppi social di Face e quant'altro. Grazie mille e alla prossima, ciao.